Il Job Act a me a che cosa serve? Quale vantaggio ho? Con chi devo entrare in concorrenza ancora? Moschini, in questo senso noi abbiamo realizzato un contributo. Stamattina siamo stati presso un'impresa nel Vicentino che appunto ha i suoi dipendenti, ha tenuto duro finora perché non li ha licenziati, è in estrema difficoltà ed oggi legge il Job Act e dice: ma a me cosa serve? Vediamo il contributo della regia. Alle sue spalle un'azienda enorme, parzialmente inutilizzata, ma lei dice comunque ci risolleveremo, ne sono certo. Certo che ci risolleveremo, anche perché io ho un caratteraccio e non voglio finire la mia vita lavorativa con una sconfitta. Eravamo una quindicina di dipendenti, più avevamo dei lavoratori esterni che lavoravano per noi. Nel momento in cui abbiamo smesso con le stufe siamo in 9 e purtroppo abbiamo uno spazio enorme con relativo IMU spaventoso sulle spalle. D'altra parte non possiamo eventualmente sezionare capannone o cose del genere, anche perché capannoni vuoti in zona ce ne sono a centinaia. Le nuove disposizioni che promettono defiscalizzazione degli oneri fiscali per nuove assunzioni è un'ulteriore baggianata nei confronti delle aziende che stanno lavorando da anni e anni e anni. Perché? Stanno facendo concorrenza sleale, perché noi altri stiamo mantenendo tutte quante quelle che sono i costi, mentre agli altri danno l'opportunità di non pagare i contributi. È un'altra assurdità italiana. Sta facendo tutto quanto per le grosse aziende, mentre per i piccoli noi altri siamo solo carne de macello. È una vita di merda. Stamattina a 4:04 ero già presente qua in ditta, vado a casa stasera a 4:30, 5. Vado a casa, mi lavo, faccio la doccia e mi metto a dormire. Che vita è questa qua? Solo sacrifici, perché ti posso dire un'altra cosa. Da anni e anni io e il mio socio non stiamo portando a casa un euro. Sì, c'è una fiscalizzazione, però non è assolutamente concreta, reale secondo me. Lo sforzo sinceramente che sta facendo il mio titolare è molto grosso, perché lo si vede qua dalla mattina quasi notte alla sera senza mai staccare. Mi trovo bene qua, sono qua da 13 anni. Tanto sforzo da parte di titolare e noi cerchiamo di metterci a tutta cercando di ripagare lo sforzo fatto da lui e solo io dovendo ringraziarlo per gli sforzi che fa e per il lavoro che ci dà con i tempi che corrono. Adesso che hai visto il rapporto che c'è fra il sottoscritto e i ragazzi che sono qua, io sarei uno dei migliaia e migliaia e migliaia di piccoli imprenditori del nord-est, ladri, evasori e sfruttatori. Mi hanno mandato di tutti. Negli ultimi 2 anni ho avuto un massacro soprattutto morale, perché a un certo momento, siccome che io non ho paura di nessuno, so di non aver fatto niente e solamente dato l'opportunità delle persone di poter lavorare, dico solamente una cosa: non pretendono che ci mettano il tappeto rosso per terra, ma si ricordino che la spina dorsale dell'Italia sono i piccoli come lo siamo noi.